Verso un approccio di rete all'orientamento è stato questo il tema del convegno che si è svolto presso l'Aula Magna dell'Università di Agrigento e che ha visto protagonisti tanti esperti del settore, tra cui il professore Pace, docente di psicologia del lavoro, la professoressa Paola Magnano, docente di psicologia all'Unicore di Enna, il dottor Tommaso Cicero, vicepresidente dell'Associazione Italiana Orientatori, la dirigente scolastica Anna Maria Sermenchi del Liceo Classico Empedocle di Agrigento, il dottor Umberto Rumolo, esperto in fondi sociali europei, la dottoressa Luana Landolina, in rappresentanza di Confcommercio Giovani, ha portato i saluti iniziali il professor Lucio Melazzo, presidente del Polo Agrigentino, il dottor Giovanni Di Maida, presidente del Consorzio Universitario di Agrigento. Ha concluso il convegno l'assessore all'istruzione regionale e della formazione professionale, dottor Roberto Lagalla. Ma le attività sono quelle che abbiamo messo in campo in questi mesi, tanto nel campo di un cambiamento di rotta della formazione professionale, con particolare riferimento al recente avviso 33, impresa e enti di formazione insieme, quanto rispetto al grande impegno che stiamo assumendo sulla sicurezza e il rilancio della scuola. Sicurezza degli ambienti, sicurezza dei luoghi e dell'edilizia scolastica, ma anche e soprattutto un grande laboratorio per il tempo pieno, che comprende al suo interno l'orientamento. Orientare sia nel passaggio tra la scuola media e la superiore, sia tra la superiore e l'università, è fondamentale per evitare dispersione scolastica e abbandono degli studi. È quello su cui vogliamo continuare a lavorare. Occasioni come il convegno di oggi sono opportune per approfondire questi temi e assumere iniziative conseguenti. Ecco, per i lavoratori regressi cosa c'è da fare? Ma sul bacino dei lavoratori abbiamo un tavolo nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stiamo pensando a un accompagnamento di coloro che resteranno inattivi. È comunque vero che l'avviso 2 e la regolare erogazione degli FP, quindi dell'obbligo scolastico in formazione professionale, ha richiamato al lavoro quasi la metà del bacino, la restante metà è composta da ex sportellisti dell'impiego e operatori non utilizzati. Adesso, ai sensi della legge sulla formazione professionale, si dovrà ripetere l'adesione volontaria all'albo, vedremo quali saranno i numeri complessivi e quelli che sono dentro o fuori il bacino lavorativo. Una domanda prettamente politica, ecco, si parla tanto di un rimpasso, di una nuova giunta, di un nuovo rilancio nell'ultimo biennio, cosa c'è di vero, Assessore? Io credo che il Governo abbia dimostrato di lavorare, lo ha fatto con discrezione ma serietà, posso garantire. Il rimpasto si pone spesso come un'esigenza politica, talvolta come anche di recupero di alcune funzioni, sta evidentemente, la decisione sta nella saggezza del Presidente e nell'equilibrio della politica. C'è anche la Lega ora che è entrata, lei che insomma... La Lega ha partecipato alle elezioni, quindi credo che la sua richiesta sia giusta e motivata. Oggi abbiamo la presenza anche dell'assessore regionale alla formazione e alla pubblica istruzione, l'onorevole Roberto Lagalla. Oggi è una giornata importante perché si discute di orientamento. Riteniamo che l'orientamento sia essenziale, indispensabile per gli studenti che frequentano le scuole, ma anche, devo dire, la formazione professionale, perché grazie a un buon orientamento i giovani possono fare le scelte e farle nel migliore modo possibile. Si discute molto di rete di orientamento, il web diciamo, offre tante opportunità. Noi come consorzio universitario ci teniamo in maniera particolare alle giornate di orientamento che il personale di UNIPA fa diciamo, in maniera capillare in tutta la provincia, a parte poi dei momenti come il Welcome Day che a giorni organizzeremo per fare conoscere tutta quella che è l'attività formativa che insiste intorno presso il consorzio universitario.